Ci voleva un vertice internazionale anti-ISIS perché il governo italiano ammettesse che è vero il rischio che segnaliamo da mesi. Luca Zaia commenta così le dichiarazioni rilasciate dal ministro degli esteri Gentiloni a Londra. Per il titolare della Farnesina ci sarebbero rischi di infiltrazioni, anche notevoli, di terroristi dall'immigrazione. Il presidente veneto punta il dito contro il governo e le politiche di accoglienza. Siamo arrivati a questo punto, dice Zaia, a causa di colpevoli sottovalutazioni del rischio e degli effetti collaterali dei flussi migratori incontrollati negli ultimi mesi. Dello stesso avviso il capogruppo della Lega a Palazzo Ferrofini, Federico Caner. Per il consigliere regionale servono misure urgenti anche sulla mobilità dei cittadini alle frontiere. Mi fa piacere che il ministro si sia svegliato, perché la Lega è da un pezzo che dice queste cose. La maggior parte sono clandestini che vengono qua e tra questi ci sono anche i terroristi. L'abbiamo visto in Francia, l'abbiamo visto in Belgio, l'abbiamo visto in Inghilterra. Quindi è bene fare un blocco totale per la nostra sicurezza. Cioè noi vogliamo chiudere le frontiere perché non è possibile trovarci situazioni di questo tipo.